La terza domenica di Pasqua ci propone l'ultimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, che narra la terza apparizione del risorto. Un racconto che ha una dimensione ecclesiale importante. Sembra che dopo la risurrezione di Gesù i discepoli abbiano ripreso il lavoro consueto di pescatori sul lago di Galilea. Di fatto non è così. Rimasero a Gerusalemme e iniziarono tutt'altro tipo di lavoro, non sono tornati a pescare effettivamente sul lago. Quella pesca è il segno simbolico del ministero pastorale. Sono diventati pescatori di uomini, hanno cominciato a compiere l'opera che il Signore ha affidato loro. Ma da soli non avrebbero preso nulla. Faticano tutta la notte senza successo. Solo l'incontro con il Signore, l'obbedienza al Signore, la presenza del risorto permette ai discepoli di riempire le reti. E il discepolo che Gesù amava è il primo a riconoscere, è il Signore. Pietro si butta in acqua e lo raggiunge, riemerge salendo, non sulla barca, non c'è il testo nel testo greco sulla barca, l'ha aggiunto un traduttore che non se ne intende, che non ha mai fatto il bagno nel mare e tantomeno nel Mar Ligure, non sa che quando uno è in acqua per venire a riva deve salire e ha aggiunto salì sulla barca. Vorrei vederlo a salire su una barca e tirare a riva una rete carica di pesci. I pescatori saltano giù dalla barca, ma è un piccolo particolare, pazienza. Pietro emerge dalle acque come un battezzato, esce dalla vasca battesimale, sale verso il Cristo e lo incontra e trova che il banchetto è già preparato e lo riconosce come il Signore. E alle 3 domande risponde con insistenza: ti voglio bene, ti sono amico. E riceve l'incarico di pascere gli agnelli. Un pescatore che diventa pastore. È la storia della Chiesa che viene rappresentata in questo quadro simbolico finale. Invece, la prima lettura, come sempre nel tempo di Pasqua, tratta dagli Atti degli Apostoli, rappresenta un fatto concreto della prima attività apostolica a Gerusalemme, quando gli Apostoli vengono arrestati perché predicano la resurrezione di Gesù e annunciano in nome suo il perdono dei peccati. Il Sinedrio minaccia gli Apostoli, in particolare Pietro, che viene riconosciuto come il capo di questo gruppo, definito in modo spregiativo i Nazareni, i discepoli del Nazareno, quello che veniva dal villaggio sperduto di Nazaret. Minacciano gli Apostoli perché non parlino più. E Pietro, che qualche giorno prima aveva avuto paura della serva, rinnegando sfacciatamente Gesù, adesso, di fronte al Sinedrio, al gran completo, davanti al sommo sacerdote, ha il coraggio di dire: non posso tacere. È meglio obbedire a Dio che agli uomini. Vuole obbedire a Gesù. Adesso Pietro ha la forza di fare il testimone. Quella forza che non aveva prima della morte e risurrezione di Gesù. Adesso è successo qualcosa che lo ha cambiato. Ed è proprio la risurrezione di Gesù, è il dono dello Spirito che cambia il discepolo e lo rende capace di un'autentica testimonianza. Il Salmo 29, che ci è proposto come responsoriale, è un testo splendido che parla di risurrezione.
Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia. Alla sera del venerdì santo tutti piangono, al mattino di Pasqua scoppia la gioia per l'incontro. Non hai lasciato vincere i nemici, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella fossa. È una preghiera del Cristo risorto. E noi ripetiamo: ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, ma dicendo una parola che è pronunciata da Cristo. La pronuncia la Chiesa, corpo di Cristo. Ognuno di noi è parte del corpo del risorto e può pronunciare a nome suo, vera anche per noi, la stessa frase: Signore, tu mi hai risollevato. La seconda lettura in quest'anno liturgico è tratta dall'Apocalisse. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il racconto fondante, l'apparizione del Cristo risorto a Giovanni esule sull'isola di Patmos. Questa domenica ci è proposto un breve tratto del capitolo 5 in cui si presenta la figura simbolica fondamentale dell'Apocalisse, l'agnello, cioè Cristo stesso. Agnello sgozzato ma in piedi, cioè morto e risorto, con delle caratteristiche simboliche strane: 7 corna e 7 occhi. Non è un mostro. Il corno è simbolo di potenza, l'occhio simbolo della sapienza, dello Spirito di Dio che penetra tutto. Il 7 è indizio di totalità. Con questi particolari simbolici, Giovanni vuol dire che Gesù Cristo, simboleggiato dall'agnello, morto e risorto, ha tutto il potere e dona la pienezza dello Spirito. Nelle mani di colui che siede sul trono, noi diremmo il Padre Eterno, sta un rotolo sigillato con 7 sigilli. Nessuno è in grado di aprire quel libro, né in cielo, né in terra, né sottoterra. L'unico capace di aprire il libro del mistero, il progetto di Dio, è il Cristo risorto. Lui, come agnello, si avvicina e prende dalle mani del Padre il rotolo e lo apre. Gesù Cristo è il rivelatore del Padre, è il volto della misericordia di Dio, è l'unico capace di farci conoscere il progetto eterno. Quando l'agnello prende il libro, tutta la corte angelica si prostra in adorazione e celebra l'agnello degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Li avete contati questi termini? Sono 7. Non è casuale. Vuol dire pienezza di lode e di gloria. E la lode che è cominciata in cielo scende sulla terra, invade gli oceani fino in fondo agli abissi e tutti celebrano colui che siede sul trono e l'agnello. E il grande coro cosmico ritorna in alto, i 4 esseri viventi e i 24 anziani pronunciano l'Amen e si prostrano in adorazione. L'universo adora il Cristo risorto. È una celebrazione liturgica come la nostra. Noi, fatti voce di ogni creatura, adoriamo Gesù Cristo risorto, unico rivelatore del Padre.